gente pagava sistematicamente da anni, cioè c'era una cifra che veniva versata mensilmente da questi esercizi commerciali così, a scopo di ottenere la protezione e quindi la gestione della protezione da parte dell'organizzazione criminale mafiosa in una certa area del catanese. E questo francamente, che sia avvenuto nel corso di diversi anni, è inconcepibile. E su questo onestamente, siccome io sono catanese e vi parlo da catanese, su questo francamente io ho qualche difficoltà come dire, ad accettare. Poi il cambio di cultura richiederà del tempo e non dobbiamo fare filosofia perché lo sappiamo come sono le cose, ma ci sono aree del nostro paese dove ancora combattiamo con, come dire, l'incisività e l'invasività di questo fenomeno, e aree come queste dove il fenomeno è stato contenuto e dove ci sono delle attività continue di repressione che hanno aperto grandi spazi, e non è concepibile che gente che fa della libertà, diciamo, economica un principio di vita perché sono esercenti, sono imprenditori, eccetera, rinunci alla sua libertà e favorisca in questo convitato di pietre che si permette di incidere, che poi c'è la conseguenza dell'assunzione della gente che vogliono loro. Ecco, questo francamente non è concepibile, e io ritengo che in un contesto del genere voi che siete, come dire, i anticrimine della Polizia di Stato è stata sicuramente un'azione complessa, un'azione iniziata nel 2019, un'azione completa e complicata. In che senso? Ci sono state le estorsioni per i quali sono intervenuti degli arresti in flagranza di coloro i quali sono gli aguzzini degli estorti, ci sono state attività di intercettazione, attività di controllo video, attività di intercettazione telematica, ambientale e quant'altro. Quindi un'azione veramente complessa che ha messo sicuramente a dura prova gli investigatori, che però col coordinamento della nostra direzione distrettuale antimafia catanese è riuscita nell'intento, come avete potuto diciamo notare anche col comunicato che vi è stato diffuso. Sostanzialmente siamo venuti a capo di una compagine di soggetti cosiddetta squadra di Lineri, che in qualche modo per l'appunto è collegata e inserita nel contesto malavitoso più ampio dei Santa Paolo Ercolano. 21 provvedimenti peraltro del massimo rigore, significa che sostanzialmente il GIP anche ha valutato le fonti, diciamo, raccolte, seppur ancora, come sapete, siamo allo stato in cui non sono intervenute le difese, per cui ancora naturalmente è tutto da definire nell'ambito di un dibattimento. Mi è consentito, vedo magari la parte positiva, che adesso dopo anni comunque ci sono delle persone che denunciano o quantomeno che partecipano e in qualche modo collaborano con le autorità costituite, o denunciando, come ho detto prima, oppure anche fornendo altro tipo di contributi, anche quando vengono assunti a sommare informazioni o anche attraverso, che posso dire, situazioni che possono essere riscontrate con nostra attività magari autonoma, ma chiaramente i commercianti ovviamente poi confermano il quadro indiziario raccolto nei confronti dei soggetti indagati e in questo caso arrestati.